Ragazzi, guys, we are in the United States of America, Yeah. New York, finally. Hey, hi. Ti surprised? No, thank you. Fuck you! No, che dici? Allora fuck you scossa, mi pareva che durante ora. Ma lo vedete che qui è tutto più grande, è veramente tutto più bello, più che infatti questa città si chiama The Big Apple, la grande mela. Bravo, no come ne hanno giocato su tutti i minchia appena venuto a dare un mozzone. Au! Minchia Ma fame. che stai dicendo? A proposito di Apple, ragazzi, qui ci sarà l'iPhone 24. Ma che dici Totò? Siamo arrivati al 12. Da noi, qua sono tutto raddoppiato, quindi 12 e 12 24. Anzi, aspetta che lo scrivo su Twitter, qua sono avanti. Oh, ma quale avanti? Che a caso 7 ore in arriera in Palermo fosse pensando a te, io fosse bello quiccato. Turisti che andavamo a maizzare a casa. Ma io continuo a stare con voi che siete ignoranti, perdi tempo. Io me ne vado, me ne vado. Bravo, vatti. Me ne vado a mangiare. Vengi con te allora. Non Come? sei. Ah, quando si parla di mangiare me ne conviene. Ti faccio mangiare il classico street food. No, quale street food? Io quando mangio deve essere bello tranquillo, io non ci essere nudo, se no mazzabile non mangio. Che No, stai no. dicendo? Ma che cosa? Anzi, ho visto un negozietto là davanti, ti faccio assaggiare le classiche ciambelle americane. Bene, a me piacciono tantissimo, tra l'altro una volta già l'ho mangiata e gli ho fatto pure una foto che ho messo su Instagram e anche Homer Simpson mi ha messo mi piace. No, ragazzi, a parte lo scherzo, un'altra cosa tipica che voglio fare mangiare a Domenico, mi chiama la faccia di video che se ci piacciono i suoi cuore. Ti faccio mangiare una bella cheesecake, E che cos'è? una torta al formaggio. Sai, mettici pure i melinci e facciamo la parmigiana. Turisti che andavamo a maizzare a casa. Cioè, mi screditi la cheesecake, una delle cose più buone che ci sia al mondo. Ma chi sei dice non capisce niente. Siamo in una città bellissima, piena di monumenti e di attrazioni. Bravo. Per esempio io voglio vedere la scalinata del film Rocky. Cretino, quella si trova a Filadelfia. Bravo, buona Filadelfia, io penso panino, questo è mo mangio, minchia fame. Invece ragazzi, io visto che sono un grande influencer, voglio andare sul ponte di Brooklyn, mi faccio una foto, così forse posso fare anche la pubblicità delle chewing gum. Ah, vuoi fare il testimonial? No, quando ti mariti ti faccio testimonial, per ora no. Ragazzi, siamo a New York. Andiamoci a vedere la Statua della Libertà. Sei alle betta. Tu me la vai alle betta, io mi volevo maizzare a casa. Turisti che andavamo a maizzare a casa. Vabbè, andiamocela a casa, ti accontento. Però prima me lo fai prendere qualche ricordino di qua, un souvenir. Ah, voglio prendermi la classica cap, quella con la tazza da tè che ho scritto New York City. Vabbè, ma piglio pure io perché a parte la sita ho pure a fame. Che città? Ragazzi, invece come souvenir voglio prendermi una bella locandina, quelle famose dei film, no? E bisogna andare a Broadway. Bravo. Magari lì possiamo incontrare qualche personaggio famoso, tipo che ne so, Jason Derulo, quello che ha inventato i TikTok, ovvero la canzone TikTok. Na na na. Savage No. Savage. Oh, ha finito di fare Broadway, che mi state facendo fare malafigura. Turisti che andavano a maizzare a casa. Anzi, sai che ti dico? Io mi andavo. No, io faccio il TikTok. Savage Love. Io voglio questa foto, vedremo che cosa c'è. Ma non c'è il nome del mare. Ragazzi, I'm alone. Sorry guys.